Una donna di 64 anni, Isabella Messina, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Porto Empedocle in via Crispi, zona Marinella. Dal 1 novembre la continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso sui voli per Roma e Milano, un investimento di 25 milioni di euro da parte della Regione. Si potrà viaggiare con tariffe agevolate per i residenti fino al prossimo 31 ottobre 2028. Nota clinica dell'onorevole Catanzaro, capogruppo del PD all'ARS, sul malfunzionamento del dissalatore di Porto Empedocle. Il portavoce dell'area progressista risponde al sindaco sulle precisazioni fatte ieri sul parcheggio di via Empedocle e via Nenni. Due importanti appuntamenti medici, uno a Licata sulla rianimazione cardiopolmonare, l'altro ad Agrigento sulla fibromialgia. 500 cittadini agrigentini chiedono al sindaco Miccichelli di titolare la palestra polifunzionale a Don Pietro Fusetti dell'Opera Don Guanella di Agrigento, che tanto tempo dedicò allo sport. L'Acragas in promozione secondo le prime indiscrezioni trapelati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi giovedì 11 settembre. Tragedia ieri sera a Porto Empedocle, una signora di 64 anni, Isabella Messina, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in corsa davanti a un ristorante di via Crispi, zona Marinella. Il servizio. Tragedia ieri sera a Porto Empedocle, una signora di 64 anni, Isabella Messina, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in corsa davanti a un ristorante lungo la via Crispi, zona Marinella. Alla guida della Renault Clio c'era un ventenne del posto, illeso, trasferito in ospedale poiché sotto shock. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. Presenti i poliziotti del commissariato frontiera e gli agenti della stradale di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era appena uscita da un'abitazione quando è stata travolta, trascinata per diversi metri dall'auto che veniva. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia stradale che già immediatamente dopo il tragico sinistro si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica. I poliziotti hanno già sentito diversi testimoni, compresa la persona che si trovava in compagnia del 21enne alla guida della Renault Clio che ha investito la donna. L'autovettura è stata sottoposta sotto sequestro, il 21enne alla guida della Renault è stato identificato dai poliziotti, trasferito in ambulanza all'ospedale di Agrigento perché sotto shock per quanto accaduto. Da diverso tempo i residenti denunciano i pericoli legati a quel tratto stradale di Contrada Marinella nei pressi di un noto ristorante e a pochi metri dal bivio che conduce a Lidia Empedoclini. Non è la prima volta purtroppo che si verificano incidenti stradali mortali in quella zona. È un 47 anni di Comitini, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la via passeggiata archeologica dei Templi, proprio a fronte degli uffici dell'ANAS. L'uomo alla guida di una Dacia, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro il muro della recinzione che delimita la strada. L'impatto è stato violento e la vettura si era ribaltata su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Nuovi vice ispettori alla Polizia di Stato di Agrigento, il servizio. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, a conclusione del 20° corso di formazione, ha accolto i nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, recentemente promossi a seguito di un concorso interno per titoli ed esame. I neo vice ispettori, con una solida esperienza maturata in precedenza nel ruolo di sovrintendenti, andranno quindi a rafforzare i principali settori investigativi della questura di Agrigento, contribuendo così con competenze e dedizione all'attività di prevenzione e contrasto della criminalità.
Il questore Tommaso Palumbo ha rivolto a ciascuno di loro un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando l'importanza del ruolo che andranno a ricoprire, il servizio che andranno a svolgere per la sicurezza e la legalità nel territorio agrigentino. E circa 200 kg di alimenti non tracciati e in minima parte anche mal conservati e diverse irregolarità igienico-sanitarie, quanto emerso dai carabinieri del NAS nel corso di un controllo in un panificio in un piccolo comune della provincia di Agrigento. I militari dell'Arma hanno effettuato un'ispezione nell'attività commerciale, riscontrando criticità che hanno portato alla chiusura dell'esercizio commerciale, almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni idonee. Al titolare, una sessantenne, è stata anche elevata una sanzione di 4.500 euro. Gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati e andati distrutti. Dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei in continuità territoriale tra l'aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestite dalla compagnia Aero Italia, il nostro servizio. Dal 1 novembre prossimo al 31 ottobre del 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestiti dalla compagnia Aero Italia. I residenti potranno usufruire di tariffe fisse garantite tutto l'anno, indipendentemente dal periodo di prenotazione. L'investimento complessivo per garantire la continuità territoriale di Comiso è stimato in 25,5 milioni di euro, di cui il 60% è coperto dai fondi della Regione Siciliana, il resto con risorse dello Stato. Con l'avvio della continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso, ha sottolineato il presidente Schifani, garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia orientale il diritto alla mobilità, con tariffe certe, servizi inclusivi e collegamenti costanti con Roma e Milano. Questo risultato è frutto di un impegno congiunto tra lo Stato e la Regione nell'ottica generale di rilancio dello scalo, per il quale insieme alla SAC, che gestisce l'aeroporto, all'amministrazione comunale, stiamo lavorando per realizzare anche un'importante area cargo che consenta di sviluppare maggiormente il commercio dei prodotti provenienti dal territorio. Il governo regionale sta trasformando l'aerostazione di Comiso in un'infrastruttura moderna ed efficiente, capace di sostenere la crescita economica, turistica e sociale dell'intero circondario. Le tariffe predeterminate senza variazioni stagionali saranno le seguenti, tasse incluse. Comiso Roma Fiumicino costerà 56,02 euro, Roma Fiumicino Comiso 72,84 euro, Comiso Milano Linate 68,02 euro, Milano Linate Comiso 78,12 euro. Il biglietto include la borsa, zaino a mano, il bagaglio a mano fino a 10 kg e il bagaglio estiva fino a 23 kg, check-in gratuito e cambi illimitati senza costi aggiuntivi, con ulteriori sconti dedicati ai bambini, studenti, pensionati e viaggiatori per motivi di salute. I bambini da 0 a 2 anni viaggiano gratis. È un traguardo importante, ha affermato l'assessore regionale infrastrutture Alessandro Aricò, raggiunto grazie all'impegno di funzionari e dirigenti dell'assessorato che dirigo, che sono riusciti a impiegare risorse cospicue per sostenere i voli e ridurre le diseguaglianze sugli spostamenti. Non ci fermiamo al trasporto aereo, perché stiamo investendo per potenziare alcune infrastrutture locali strategiche. 25 milioni di euro è un progetto integrato per migliorare le strade statali 114 e 115, rendendole più agevole l'accesso allo scalo, ulteriori 1,6 milioni di euro per gli interventi sulla via degli Aragonesi, fondamentale collegamento fra il centro urbano, l'aeroporto e i principali siti di interessi del territorio.
Siamo all'aeroporto di Comiso e la continuità territoriale è realtà. Già sono acquistabili sul sito di Aeroitalia i biglietti da Comiso verso l'aeroporto di Roma e l'aeroporto di Milano Linate. I prezzi sono calmierati. La regione siciliana, insieme al governo nazionale, ha voluto sostenere la continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso con 15 milioni di euro. La continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso verso Roma e Milano inizierà il 1 novembre del 2025 e terminerà nell'ottobre del 2028. Grande interesse del governo Schifani sull'aeroporto di Comiso, che già ha avuto stanziamenti per oltre 47 milioni di euro, 20 dei quali sull'area cargo, quindi anche attenzione per i produttori locali e per il trasporto delle merci. Il costo dei biglietti per singola tratta varierà da 56 euro a 78 euro, tasse incluse. Dopodiché novità, perché acquistando il biglietto si avrà diritto a trasportare il proprio zaino, ma anche la trolley e stivare un bagaglio di 23 kg. I bambini fino a 2 anni non pagheranno e i bambini dai 2 ai 12 anni avranno uno sconto del 30% e poi sono previsti degli sconti sia per gli studenti che per i pensionati. L'assessorato alle infrastrutture e il Dipartimento Trasporti già sono al lavoro affinché l'aeroporto di Comiso possa essere interconnesso anche col trasporto su gomma. Buon volo a tutti, la Sicilia vola in auto. Il parlamentare del PD capogruppo all'AS Michele Catanzaro interviene oggi sui dissalatori in crisi in Sicilia occidentale, ancora assetata. Il nostro servizio. Dovevano essere la risposta alla sete cronica della Sicilia occidentale, ma i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani stanno mostrando limiti strutturali e gestionali che ne compromettono l'efficacia. A sollevare il caso oggi è Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, che punta il dito contro il programma del governo Schifani. Il dissalatore di Porto Empedocle, afferma il parlamentare siciliano Catanzaro, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal commissario nazionale per l'emergenza idrica, produce appena la metà dell'acqua prevista. Il motivo? Il rumore generato dall'impianto è tale da costringere allo spegnimento nelle ore solari, riducendo drasticamente la capacità produttiva. A Trapani invece il nuovo dissalatore è in netto ritardo, problemi tecnici e forse la scelta infelice di costruirlo sul sito del vecchio impianto dismesso, nonostante gli ingenti fondi già spesi, ne sta rallentando l'entrata in funzione. Tutto questo mentre la Sicilia occidentale, da Trapani fino ad Agrigento, continua a soffrire la sete, afferma Catanzaro. Il governo regionale dovrebbe interrogarsi seriamente sull'efficacia dei programmi dissalatori, venduto a suon di slogan come la soluzione alla sete della popolazione. Forse sarebbe stato più utile investire nella manutenzione delle reti idriche, che versano in uno stato di degrado. Tutto ciò condito dalla frustrazione dei cittadini, aggiunge Catanzaro, che continuano a fare i conti con razionamenti e disservizi. Insieme alla sanità, l'acqua è il tema di grande rilevanza e non può essere trascurato. Ci sono scelte strategiche errate che confermano la inadeguatezza dell'attuale governo regionale. E l'assessorato regionale alle politiche sociali, diretto dall'assessore Nuccio Albano, ha stanziato 1,5 milioni di euro per la gestione dei centri antiviolenza iscritti all'albo regionale. Si tratta di un decreto rivolto ai comuni per erogare contributi per i costi sostenuti e da sostenere tra il mese di novembre del 24 e ottobre del 25. Ciascun comune dovrà presentare un prospetto delle spese redatto dal centro antiviolenza presente sul proprio territorio, così da consentire all'assessore di erogare le somme. Il limite massimo del contributo per ciascuna struttura è di 50.000 euro. L'assessore al ramo Nuccio Albano afferma: investire sulle strutture e sui servizi di supporto è un passo essenziale per promuovere una cultura del rispetto, della tutela dei diritti delle donne, contribuendo a costruire una comunità più sicura, inclusiva e solidale. E sul parcheggio di via Empedocle e Pietro Nenni interviene oggi Onofrio Dispenza, portavoce dell'area progressista di Agrigento, il nostro servizio. Con un comunicato chilometrico il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, arriva a essere irritato per i dubbi che da più parti in città e dall'area progressista in particolare sono stati avanzati su alcuni aspetti dell'affaire via Pietro Nenni e Empedocle.
La verità è che in tema di parcheggi noi ben ricordiamo quanto il sindaco ebbe a dire nel dicembre del 2021, lui dimentica, prova a farlo dimenticare, noi ce lo ricordiamo, lo afferma Nuccio Dispenza in un comunicato stampa nella sua qualità di portavoce dell'area progressista agrigentina. Era l'inverno del 2021 e Miccichè sostenne che gli edifici fatiscenti del centro storico dovevano essere demoliti e al loro posto creare parcheggi. A distanza di 4 anni oggi avremmo potuto concorrere al titolo di capitale dei parcheggi, fortuna che da quella brillante idea non si è passati ai fatti. Ricordo che a quella geniale idea replicò l'amico Daniele Gucciardo di Lega Ambiente del Circolo Rabat. Speriamo di aver capito male, scriveva Daniele Gucciardo, facendo notare al sindaco che demolire a tutto spiano andava contro il piano particolareggiato del centro storico, che demolire non era un'operazione a costo zero e che sarebbe stato opportuno mettere in campo politiche di incentivazione al recupero edilizio e abitativo degli immobili, con sgravi fiscali, accesso al credito agevolato e ogni altra facilitazione per chi avrebbe voluto investire nel centro storico, iniziando mattone su mattone la rinascita della vecchia Girgenti, a volte verba non volant. Ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per stalking, tentato estorsione e minacce al sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Si chiude così con il patteggiamento la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Ignazio Accascio, di 31 anni. L'accordo tra l'accusa e la difesa, rappresentati dal pubblico ministero Gloria Andreoli e dall'avvocato Giancarlo Tricoli, è stato ratificato dal giudice del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. L'uomo rischiava il processo per aver perseguitato il primo cittadino con messaggi minatori, insulti a lui e alla famiglia. Il fatto più eclatante è venuto lo scorso 7 dicembre, quando fermò il sindaco che si trovava in compagnia di un amico per strada, minacciandolo con una pistola. L'arma non è stata mai ritrovata. I carabinieri, durante una perquisizione, trovarono in casa del 31enne solo un'arma giocattolo. E si terrà sabato prossimo nella sala convegni dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso a Licata la 4ª edizione del corso teorico-pratico di primo soccorso dedicato a 50 medici odontoiatri dell'Agrigentino, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Agrigento, presieduto dal dottor Santo Pirozzella, a cura dei responsabili scientifici Pietro Curella e Giuseppe Mascarella. Il corso, ha spiegato il presidente Pirozzella, si pone l'obiettivo di far acquisire le conoscenze e le capacità operative per la rianimazione cardiopolmonare mediante applicazione del BLS, della defibrillazione precoce in un paziente in stato di incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in condizioni di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorso e per gli astanti. Ad Agrigento sabato 13 settembre dalle ore 9 in poi presso il Collegio dei Padri Filippini si terrà un convegno medico-scientifico dal tema la fibromialgia, sindrome complessa. L'iniziativa, col patrocinio del Comune di Agrigento, è ideata e promossa dall'Associazione Algea, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Agrigento, un'occasione di confronto in presenza di specialisti di rilievo nazionale volta a sensibilizzare e approfondire diversi aspetti della fibromialgia, sindrome ancora poco compresa ma che colpisce milioni di persone. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Miccichè al presidente dell'Ordine dei Medici Pirozzella, al dottor Caradonna, specialista in reumatologia e presidente del comitato scientifico. Introdurrà i lavori Ines Sutera, presidente dell'Associazione Algea Sicilia. A moderare l'incontro sarà il dottor Renzo Caradonna e il professor Salvatore Corrao. Grande successo ieri sera al Palacongressi per la prima del concerto di Steve Hackett, la chitarra dei Genesis e la sua band, nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali organizzata dal Parco Archeologico Valle dei Templi. Noi abbiamo seguito l'evento. È andato in scena ieri sera al Palacongressi uno degli eventi rock più attesi della provincia di questo 2025, organizzato dal Parco nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali. Il concerto di stasera è la naturale
cornice per una stagione che si presta ad essere di grande livello culturale e molto variegata. Stevie Hackett, famoso chitarrista dei Genesis degli anni 70, più di 50 anni sulla breccia, ci offrirà uno spettacolo variegato che va dalla musica sua alla musica dei Genesis, soprattutto dall'album The Lamb in Broadway, e aspettiamo tutti l'inizio e sono convinto che sarà un bel concerto. Il primo di tanti appuntamenti, direttore, fino a maggio del 2026. Sì, quest'anno la novità è rappresentata dall'evento scolastico, perché abbiamo una serie di spettacoli mattinee per le scuole e non solo, ma i laboratori per le scuole, quindi 10 professionisti che faranno dalla recitazione alla scenica, alla preparazione, faranno dei corsi per giovani e anche per adulti. Ma un grande spettacolo stasera e soprattutto un grande pubblico alle tue spalle, vedo che c'è il teatro che si sta riempiendo e io sono particolarmente felice. È direttore artistico di una stagione voluta da un grande direttore che è Roberto Sciarratta, che stasera è particolarmente felice perché questo spettacolo l'ha voluto lui, Steve Hackett l'ha voluto lui, ha assistito alle prove, mi ha detto che è straordinario, suonerà per 155 minuti, per cui avremo proprio una serata di grande musica che inaugurerà una stagione, ci auguriamo noi, straordinaria. Alle 21 in punto sul palco del Palacongressi si è esibito Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis, con lo spettacolo Genesis Grit, Lamb Highlight e Solo, un viaggio unico nella storia del progressive che ha celebrato i 50 anni di un album fondamentale come The Lamb Lies Down on Broadway. Lo spettacolo si è aperto con diversi brani della carriera solistica di Hackett, con l'esibizione dei vari solisti, dal basso al sax alle tastiere, particolarmente apprezzati dal pubblico presente in sala. La seconda parte dello spettacolo è tutta dedicata a una Lamb Selection con alcuni brani più amati dalla band dei Genesis, cui Hackett faceva parte, insieme a Peter Gabriel, Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks. Quindi spazio a musiche del disco The Lamb Lies Down on Broadway. Il gran finale dello spettacolo, che ha fatto andare in visibilio il pubblico presente al Palacongressi, è stata l'esibizione della famosa Of Fifth of Fifth. Sono molto contento di essere in Fabulous Agrigento. It's wonderful here. An amazing place. Very magical. And I hope we kind of add to the magic tonight with the stuff that you will hear. Some of it new, some of it very, very old. But questo canzone si chiama, I believe it's called, These Passing Clouds.
Un nubifragio ha colpito ieri la città di Alcamo, ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito, ma solo tanti danni. I colleghi di Trapani. Attimi di paura ieri ad Alcamo, dove un violento nubifragio ha trasformato le strade in fiumi in piena. In pochi minuti la pioggia intensa ha provocato allagamenti in diverse zone della città, invadendo garage, cantine e piani bassi delle abitazioni. Alcune auto sono state trascinate via dalla forza dell'acqua, mentre diversi residenti sono rimasti bloccati nelle proprie case, chiedendo l'intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato per ore, intervenendo nelle aree più colpite e rimuovendo detriti e fango accumulati lungo le principali vie cittadine. Numerosi i video pubblicati sui social dagli abitanti, immagini impressionanti che mostrano vie trasformate in torrenti, mezzi danneggiati e l'acqua che sale rapidamente fino a livelli preoccupanti. Fortunatamente non si registrano feriti fra le persone, ma i danni sono consistenti secondo i dati della Protezione Civile. 15 autovetture danneggiate dall'allagamento dell'area urbana in zona discesa Santuario, via Longarico, dove si è anche creato un incavo di circa 4 metri per 3 con 3 di profondità. Poi ancora via Masaniello, via Erice e via Generale Cascino, con il cedimento della sede stradale. In Corso dei Mille, Cortile Animesante e via Biaggiamico, alcuni piani terra e cantinati si sono allagati. Gravi danni alla chiesa del santuario della Madonna dei Miracoli. All'interno un percorso di fango ha raggiunto l'altezza di circa 50 cm con distruzione degli arredi e degli impianti elettrici. Il piazzale esterno della chiesa è stato invaso da detriti per circa 150 metri cubi. Allagamento del piazzale interno anche della scuola primaria Luigi Pirandello, compreso tra via Ortodiballo e via Veronica Lazio, e per la quale occorrerà verifica di agibilità da parte dei vigili del fuoco. Ad Agrigento circa 500 cittadini hanno firmato una petizione e l'hanno inviata al sindaco Franco Miccichè affinché la palestra distrettuale in via dei Normanni, nei pressi dello Stadio del Seneto, sia intitolata al gualendiano Don Pietro Fusetti, il nostro servizio. Ad Agrigento circa 500 cittadini hanno firmato una petizione inviandola al sindaco Franco Miccichè affinché la palestra distrettuale in via dei Normanni, nei pressi dello Stadio del Seneto recentemente inaugurata, sia intitolata a Don Pietro Fusetti, un sacerdote guanelliano, pioniere della pallamano agrigentina, una figura ricordata da generazioni di giovani atleti per il suo contributo allo sport e alla comunità. Ha espletato il ministero sacerdotale presso la parrocchia della Divina Provvidenza di fronte al campo sportivo della città, raccogliendo i giovani della zona per dare una sana educazione religiosa, offrendo un posto sicuro, l'oratorio, dove i ragazzi potessero praticare le attività sportive. Possiamo definire Don Pietro un uomo della coerenza, dell'inventiva nell'educazione dei giovani. Dal suo aspetto burbero e talvolta trasandato sprigionava un entusiasmo di generosità, abnegazione nel ben operare disinteressatamente a favore dei giovani. Così nel 1986 nasceva la prima società di pallamano denominata Ital Agrigento, grazie al lavoro instancabile di Don Pietro, che è riuscito nel 1984 a portare la squadra composta da soli giocatori agrigentini in Serie B, il secondo campionato di quel periodo. Don Pietro Fusetti fondò e promuove la pallamano come disciplina sportiva nella nostra città. La sua dedizione verso i giovani e lo sport merita di essere onorata con un segno permanente alla sua memoria. L'intitolazione rappresenterebbe un tributo duraturo e condiviso perché la sua figura è inserita nella storia sportiva ed educativa di Agrigento. Pertanto, conclude il comunicato, gli scriventi chiedono al sindaco Miccichè che venga intitolata la palestra polidistrettuale di via dei Normanni a Don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano. Linea da regia per la pubblicità. Per l'Acragas, attesa l'ufficialità del probabile ripescaggio in promozione. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Si è riunito nella giornata di mercoledì scorso il consiglio direttivo del comitato della FIGC.
sotto la presidenza del dottor Sandro Morgana, e nel corso dei lavori ha anche provveduto a ufficializzare le graduatorie per i ripescaggi nei campionati di promozione prima e seconda categoria di calcio a 11 e della Serie C2 di calcio a 5. A seguito di ciò i gironi saranno pubblicati venerdì 12 settembre con un apposito comunicato stampa. Sino a qua il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti di Palermo. Ma veniamo alle indiscrezioni. L'Acregas ripartirà dal campionato di promozione secondo forti indiscrezioni che circolano in città. La società mica ma non ufficializza in attesa che si pronunzi ufficialmente la LND dal presidente Sandro Morgana. Non mancheranno certamente le sorprese e che riguarderanno le altre società in odore di ripescaggio e poi anche in quale girone verranno inserite. L'Acregas potrebbe essere inserito in un apposito girone dove sono già presenti le altre agrigentine come Aragona, Gemini, Casteltermine e Margheritese. Ci potrebbero essere anche quelle nissene con Serra di Falca e Sommatinese, ma non si esclude anche la presenza di club trapanesi come Camporeale, Alcamo, Fulgatore, Mazzara, Salemi, Terrasine e Valderice. Nell'eventualità, al posto delle trapanesi e palermitane, si prevede l'inserimento di club dell'Ennesi, Catanesi e Ragosane, ma vedremo come andrà a finire. È tutto in attesa del questo prossimo venerdì. Questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.